92 anni. Quando c'era il prelievo qua, noi eravamo di casa. Vorrei pregare cortesemente la direzione generale della USL 6 di prendere in considerazione la necessità che hanno tutti gli utenti che gravano tra Mandri a Volta Brusegana e Don Bosco. Perché non è stato ancora riattivato il punto prelievi dell'OIC di Padova? Questa la domanda di molti residenti della Mandria che si sono ritrovati per chiedere la riapertura di un servizio necessario, un punto di riferimento nel quartiere facilmente raggiungibile da tutti, che è stato chiuso, raccontano, nel 2020 con l'avvento della pandemia. Ora è passato oltre un anno e del punto prelievi non c'è nessuna notizia. Dalle cose che sappiamo, l'OIC ha già messo a disposizione il personale formato, ha messo a disposizione dei luoghi adeguati, manca la firma sulla convenzione. Facciamo questa protesta per capire se veramente c'è la volontà di riaprire questo servizio o no. Sono molti gli anziani soli e in difficoltà a muoversi autonomamente per raggiungere altre strutture sanitarie. O una o altro o quattro, ma insomma qualcuno mi porta, ma per quanto? Esame del sangue e delle urine è il minimo che puoi fare e questo qua era un punto ideale. Speriamo. La comunità chiede alla Regione risposte e il ripristino di un servizio sanitario che i residenti ritengono fondamentale per il quartiere.